Amici del futsal, ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leini. Questa è l'84 Kame Treviso. Buonasera da parte di Pietro Mazzara. Ben ritornata Serie A, ben ritornato campionato. Si aspetta soltanto il via da parte di Zanfino. Inquadrato il nuovo pallone Munich. Partita la Serie A 2025-2026 della L84 con subito Cuzzolino che alza il pallone. I suoi uomini, Tuli, scocchiaia il pallone per Cuzzolino! L'ha fatto bellissimo! Leandro Cuzzolino dopo 15 secondi si è sbloccata la partita del Pala Maggiore di Leini con il campionissimo Leandro Cuzzolino, 1-0. L'esultanza di Leo Cuzzolino, rivediamo dal replay sinistro al volo che va a detonare la porta di Lorenzo Pietrangelo. Sono passati 15 secondi, 1-0 L84. Il proprio allenatore, questo assonanza. Intanto Yoshiko prova a imbucare con una palla geniale il gol del 2-0 della L84. Murilo, Schiocchet, ma una palla visionaria di Yoshiko. È partita fortissimo nell'84, qua rivediamo gran palla di Yoshiko, Murilo Schiocchet sul secondo palo, comodo, batte nuovamente Pietrangelo, partenza top della L84, partenza shock della Kame Treviso e Silvio Rocia chiama subito time out. Controllare il pallone Fortini per prendersi la laterale. Imbucata forte per il 3-0 dell'84. Ha segnato Maxi Rescia, 15-12 sul cronometro. Scappa la formazione neroverde. Rivediamo tutto. Fortini dentro, destro forte, preciso e violento di Maxi Rescia. Cuzzolino riallarga sulla destra. Yoshiko imbucata ancora per il 4-0 di Murilo Schiocchet. L'hanno fatto in fotocopia. Altra palla geniale dello spagnolo. Murilo Schiocchet fa doppietta, ma che L84. C'è Liberti che va con il sinistro forte. E arriva anche il 5-0 da parte della L84. A tutti a festeggiare Francesco Liberti, che dunque timbra il primo gol con la maglia dell'L84. Rivediamo tutto, sinistro forte. C'è una deviazione che spiazza Pietrangelo, ma quello che conta è che a 12.04 è arrivato il gol del 5-0. Si è alzato il capitano Yoshiko a parlare con l'arbitro della sezione di Agropoli. Qui Ton passa su Gargantini, ancora Ton davanti a Pietrangelo, le finte, Ton non arriva. Il sesto gol dell'L84 per pochissimo. Che giocata di Ton. I parziali dagli altri campi, vi ricordo tutte le partite sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Ancora la giocata fuori per una conclusione al volo. Prova a ripartire adesso la Kame Treviso. Tondi, bravissimo a dire di no, e allora Ton passa lui. Ton non ha visto che c'era Rescia che stava arrivando come un treno sulla sua corsia di destra. Rescia sul punto di battuta, si muove Braga dentro l'area di rigore, cercato con Pietrangelo che ha messo più di una pezza, poi il pallone ha rimbalzato dentro l'area di rigore, lo rivediamo. Qui bravo Pietrangelo a rimanere a far figure, poi decisivo Gastaldello su Liberti. Donin, Sutton, sempre il 10 in cabina di regia. André Ferreira, lo scippo da parte di Liberti. Tuli va da Liberti, lo aspetta André, vediamo Liberti con il destro, non riesce a girare verso la porta, per poco non abbatte Silvio Rocia. Ormai sarà un leitmotiv almeno fino alla fine di questo primo tempo. André Ferreira, Sutton, scippato il pallone, Yoshiko, 6-0. Arriva il timbro anche del numero 10, il capitano dell'L84, 2 assist per lui, gli mancava il gol, 6-0. Rivediamolo qui, l'appoggio comodo di Yoshiko.
Altro pallone recuperato dalla L84 che fa già 7-0. 7-0 ancora Yoshiko. Cappotto totale. Vediamo qui Tuli, l'appoggio. Yoshiko a porta vuota. Questa volta col sinistro. Fa 2-0, doppietta personale. Vuole la distanza. Rescia. Spedisce il pallone nella zona di Tondi, che sale, prende coraggio, prova ad andare per la porta. Occhio che però la sua adesso è vuota. Attenzione alla Kame, che dunque trova il gol del 7-1 con Josip Sutton sulla giocata un po' avventata di Fabio Tondi. La scippata di Sutton e il gol del 7-1. Ha riacceso qualche energia mentale in Kasakami, anche se Yoshiko qui fa quello che vuole, ne salta 3. Ancora per Tuli, Yoshiko con Carlos Dalcin, ma che abbiamo visto proprio in Italia-Kazakistan, con i kazaki a stressare tanto la salita di Higuita. Qui Fortini, pallone dentro l'area di rigore, non riesce a segnare il gol dell'8-1 Maxi Rescia. Imbucata che però non passa, e allora Giappa Vieira per Sutton. Sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Ton! Che gol che ha fatto Ton! Dalla linea di fondo, sinistro fulminante di Ton, che trova il suo primo gol in Italia. 7-37, 8-1. Il gol di Ton lo rivediamo. Sinistro. E qui Pietrangelo non benissimo. Palla che passa in mezzo alle gambe del portiere della Kame. 8-1. Fortini, ancora per Cuzzolino, prova ad andarsene Braga con una doppia giocata. Braga in area di rigore, Braga! Che gol di Lucas Braga, un super gol del numero 13 dell'84 che fa 9-1. Rivediamo tutto. Tunnel ai danni di Sutton. Lo aspetta Pietrangelo, pallone scavato sotto, morbido morbido, 9-1, che grande gol di Lucas Braga. E allora Raguso controlla, torna all'indietro, suona la sirena, fischia 3 volte Simone Zanfino, esordio col botto della L84 nella Serie A quinto 2025-2026. E vi ricordo il finale: L84 batte Kame Treviso 9-1. Buon futsal a tutti, buon campionato a tutti sul canale YouTube della divisione calcio a 5 da parte di Pietro Mazzara.